Pasqua di quest'anno, grande spazio ai giovani ricercatori italiani. Chiara Cremolini ha un ruolo da star, professore all'Università di Pisa. Chiara, quali sono le novità e di cosa tu hai parlato? Dunque sì, per me è stato un ASCO molto emozionante perché ho avuto la possibilità di discutere nella sessione plenaria i risultati di uno studio giapponese nel trattamento del tumore del colon metastatico. Questo studio conferma un po' la nostra pratica clinica e dice che dobbiamo farci guidare dalla sede in cui ha avuto origine il tumore primitivo nel colon per decidere qual è il miglior farmaco biologico da sfruttare come terapia di prima linea. In realtà per la nostra pratica clinica, come dico, non è una novità sensazionale, sicuramente però è una ulteriore conferma che ci spinge a selezionare bene dal punto di vista clinico e molecolare i pazienti per proporre le opzioni terapeutiche più mirate. Va nella stessa direzione anche uno studio che ho presentato a nome del gruppo cooperativo, la Fondazione Gono, di cui appunto faccio parte, e questo studio dice sostanzialmente che possiamo evitare tanta tossicità dal trattamento, quindi le tossicità collegate alla chemioterapia, perché non c'è bisogno di spingere su una terapia molto intensiva, molto forte, quando usiamo bene i farmaci biologici. E questo messaggio credo che debba servirci anche per il futuro, per imparare a sfruttare sempre al meglio le frecce che abbiamo al nostro arco.